Il ruolo del Consorzio Arsenal, secondo la delibera 1671 del progetto fascicolo, è quello di coordinare e avere il project management di tutte le attività inerenti al progetto. Oltre a questo è quello di produrre linee guida e specifiche tecniche di progetto, nonché quello di coordinare tutti i lavori dei gruppi di lavoro operativo e del tavolo di sanità elettronica. Arsenal IT inoltre affianca la Regione Veneto in quella che è l'attività a carattere nazionale e internazionale che porta la Regione Veneto a dover disquisire delle problematiche riguardanti il fascicolo con le altre regioni o anche nei tavoli di lavoro come quello di HE piuttosto che quello di HL7, quindi un affiancamento su quelle che sono le progettualità e su quelle che sono le attività del fascicolo a livello nazionale, internazionale ed europeo. Nello specifico, le varie attività che il Consorzio Arsenal sta seguendo nel progetto fascicolo sanitario elettronico sono in primo canto quello della comunicazione, dove c'è un affiancamento ai referenti di comunicazione settimanale tra le risorse di Arsenal e i referenti aziendali su quelle che sono le promozioni da dare ai cittadini nonché agli operatori sulle attività proprie del progetto. Inoltre ci stiamo occupando della parte di deployment e della parte di development. Prima la parte di development, dove andiamo a definire le linee guida e le specifiche in accordo con i referenti dei gruppi di lavoro operativo e con il tavolo di sanità elettronica e nonché con l'unità di regia, e inoltre a scrivere proprio le linee guida e le specifiche tecniche ad hoc che verranno poi consegnate ai fornitori, con poi il successivo labeling degli applicativi. Inoltre seguiamo proprio quelle che sono le attività dei gruppi di lavoro, il coordinamento fino a raggiungere e a darci le tappe per appunto il raggiungimento degli obiettivi del progetto che sono dati alle aziende che sono in accordo con gli adempimenti nazionali. La seconda attività è quella di deployment, dove le risorse di Arsenal IT che sono nel territorio devono, aiutando le aziende sanitarie a raggiungere gli obiettivi del progetto, rendere proprio operativo quello che è stato deciso dalle unità di development. L'ultima attività che ci vede partecipe di nuova nascita è quella della co-creation, dove stiamo cercando di studiare dei nuovi modelli organizzativi e tecnologici che aiutino i cittadini a utilizzare i servizi che andremo a proporre, ascoltando prima la loro opinione e facendo a sistema tutte quelle idee piuttosto innovative, nonché di dominio pubblico che vengono prodotte e che magari riusciranno nel tempo effettivamente a far utilizzare i servizi dai cittadini e dai pazienti della Regione Veneto.